Salute a tutti. Molaria era posta esattamente dove il miliario segnava il centesimo miglio, ossia 148 km da Carales. In direzione di Rebecco, sull'altipiano di Campeda, è stata rinvenuta una pietra segnante il 109esimo miglio, 161,32 km, e sempre sulla stessa strada, nei pressi di Padromano, sono stati trovati altri 3 miliari. Molaria, con il nesso R più I più vocale, si leggeva Mularza, come chiamata in sardo, italianizzata in Mularcia. Il paese è stato reso famoso per le sue macine o mole, da cui Molaria, rinvenute a Cartagine e in altre parti dell'Africa settentrionale. Dalla mola nasce il mulo e il molente, l'asino che faceva ruotare la mola. Solitamente la stazione di sosta era posta alla periferia o nelle immediate vicinanze del centro abitato, per non permettere ai viandanti di passaggio un diretto contatto con gli abitanti del borgo. Con l'avvento del cristianesimo, in cui non era contemplata la nudità del corpo, molte stazioni di sosta o terme furono trasformate in edifici di culto o in carceri. Fuori Mulargia è presente la chiesa di Sant'Elena, oggi allo stato di rudere, che reca il nome della parrocchiale del paese. Mulargia si trova a 704 metri sopra il livello del mare, nell'altipiano di Campeda. Sabida è costruita in un declivio o conca che la ripara dai venti di maestrale. La discesa da Mulargia verso la piana del margine poteva avvenire o passando da Bortigali, alla cui storia Mulargia è legata, o prendendo la direzione di Macomera. Qui, alla periferia sud-orientale del centro cittadino, davanti alla chiesa di San Pantaleo, sono stati trovati 2 miliari del periodo di Vespasiano, 69 e 79 d.C., che segnano rispettivamente il 55esimo e il 56esimo miglio da Turris. Il territorio di Mulargia, comune autonomo dal 1865, è stato fin dall'antichità punto trigonometrico. La muraglia megalitica di Pedra o Tetta, in agro di Macomer, che domina tutta la vallata fino alla Planargia di Sindia, era una mandra solare, simile a quelli di Tula e Olmedo. Nell'età del bronzo ampliavano il campo trigonometrico i nuraghi tinti in Riolos e Orolo, entrambi in buono stato di conservazione. La Domus de Janas di Orolo e il complesso nuraggio di Carralzo Viddia, in agro di Bortigali, completano il maestoso panorama. In questa cornice si inserisce l'epigrafe romana incisa nell'architrave del nuraghe Aiduentos, considerata da alcuni storici come l'indicazione del territorio iliense. Un'altra iscrizione con dedica a Vespasiano da parte del governatore Sextus Subrius Dexter è stata rinvenuta in località Bonutrao, alla periferia meridionale di Macomer. I toponimi di Rebecco e Bonutrao riportano alle antiche leggende di uomini che in certe notti si trasformavano in demoni. Per questo il toponimo Macumere è composto da Macu, mago o astronomo, e da Mere, padrone. Se poi si aggiunge che la Pianalza, Planargia o Pulanargia, la pianura che sovrastando Bosa si estende fino a Macomer, sia luogo di osservazione delle pulas o stelle, non ci si deve meravigliare se l'etimo Magomadas sia composto da mago o astronomo e da Madao, vale a dire mandra solare. Prima che il meridiano mondiale fosse collocato a Greenwich, ogni stato aveva un proprio punto da cui far partire l'ora zero. L'altra concentrazione di nuraghi, nonché il toponimo riferito al Mereo, padrone degli astronomi, fa supporre che questo fosse situato a Macu, Mere. A sicuro compare miche orta d'imboe, al buio compare mi trasforma in bue, sono le prime parole della canzone di Piero Marras intitolata Boe Muliacche. In poche note il cantautore sardo racconta della leggenda secondo cui all'imbrunire alcuni uomini si trasformano in esseri malvagi, raffigurati come mezzo uomini e mezzo bestie, anzi più precisamente mezzo uomini e mezzo buoi. In altri tempi tali figure mitologiche si chiamavano Minotauri, da Minus, Taurus, quasi toro. In altre parole, è di notte che l'uomo trasforma il suo stato in bue. Infatti, solo la notte, il giorno degli equinozi di primavera, in un periodo che andava dal Neolitico al Bronzo,
Il punto gamma cadeva rispettivamente nelle costellazioni del Toro e dell'Ariete per annunciare la Pasqua, festa dei pastori e degli allevatori. Si sum peselle totus os demonios, si stanno alzando tutti i demoni, si dice ancora in sardo quando il tempo minaccia temporale. Nella tradizione sarda, pertanto, i demoni sono sempre esistiti, anche prima che la Chiesa cristiana li trasformasse in esseri cornuti, antagonisti di Dio o di Cristo. Il tenente colonnello Luciano Secchi mi ha raccontato qualche anno fa, nel corso di un'intervista alla mia rivista Logo Sardegna, che un giorno, mentre viaggiava sul treno che lo portava a casa, ebbe un'ispirazione e vide passare nella sua mente, come fosse il nastro di una telescrivente, il testo dei Demonios, che immediatamente trascrisse e musicò per farne l'inno della Brigata Sassari. Egli collegò i demoni ai nostri millenari guerrieri con l'elmo cornuto. Era buio nella sua planargia quando compare, assì scuro, che l'ha portato in boe. Tagliando in due l'altipiano di Abbasanta, il cui paesaggio assume un aspetto vulcanico a causa delle ultime colate laviche plioceniche fuoriuscite dal Monteferro, la strada da Mulargio giungeva ad Ad Medias. La voce Medias si leggeva Mesas, poiché la consonante S sonora, rappresentata nell'alfabeto fonetico internazionale IPA con il simbolo Z, era riportata nella scrittura antica all'interno di parola con l'innesso D più I più vocale. Mesa vuol dire pertanto in meso, in mezzo, similmente all'antica città laziale di Media, pronunciata Mesa. La stazione di sosta di Medio o Mesa si trovava quindi in un crocevia di strade, detto in sardo in Meso e Caminos. Il toponimo Meso e Caminos esiste ed è una località posta nel comune di Norbello, all'altezza del bivio per Sant'Ignazio, per chi percorre la strada statale 131 da Sassari in direzione di Cagliari. Nell'itinerario antonino la distanza che intercorreva da Molaria ad Ad Medias era di 12 miglia, 17,76 km, più o meno quella attuale. Quel punto segnava esattamente la metà del percorso stradale da Tibula, Tula a Caralis, Cagliari. Tutte le vie maiores in sardo e stradones di comunicazione passavano per i grandi santuari dell'antichità. Pertanto sostenere che siano strade romane senza dare un'informazione storica sui luoghi attraversati sarebbe come far finta di non vedere il maestoso nuraghe Lousa, posto a qualche centinaio di metri da Ad Media, allineato a nord con i nuraghi Pizzinnu e Alinos. L'importanza di questa località fino a tempi piuttosto recenti è registrata nell'atto di acquisto dei terreni intorno a Sant'Ignazio, che appartenevano alla Marchesa di Suni. Il luogo era antropizzato fin dall'antichità, infatti tombe romane sono state scoperte presso il nuraghe Aica, che si trova sulla strada per Sant'Ignazio di Norbello. Prima di Sant'Ignazio, in località Monticu, rimane ancora visibile parte del tracciato della strada romana. La strada nazionale moderna, dice Luigi De Bartolomesi, nell'Ottocento passa nei pressi di Abbasanta sulla strada romana. A qualche decina di metri dal ponte Sadaina, in territorio di Abbasanta, ma vicino a Meso e Caminos, è stata individuata un'area sacra funeraria. Poco distante da Sant'Ignazio è presente un recinto megalitico costruito su una colata di lava che pare spalmata sul pianoro dagli dei. Questa mandra solare megalitica, come quella già citata di Pedra o Detta, che si affaccia sul margine, aveva lo scopo di mappare il territorio. La sua funzione era trigonometrica, vale a dire che da tale luogo l'osservatore poteva connettere in modo visuale con altri due punti corrispondenti e formare un triangolo equilatero. Samesa poteva essere pure il recinto sacro che segnava su Mesudie. Mesudie o Merie, contrazione di Meredie, era il momento in cui il sole nel giorno del solstizio d'estate del 21 di giugno o Lampadas si alzava più alto nel cielo, toccando il mezzogiorno nel meridiano zero. Nella mitologia Medea, in origine scritto Media pronunciato Mesa, era in parte dea della terra e in parte dea della luna. Secondo Diodoro Siculo, Medea insegnò ai Marrubi l'arte di incantare gli Anguissi, ossia i draghi, tant'è che questi la adorarono come dea Anguzia. Medea non morì mai, poiché le stelle del drago, l'Adone, erano circumpolari.
La strada di Tibula dell'itinerario Antonino discendeva l'altipiano di Abasanta diretta a Carales nei pressi di Santa Marras, dove è stato rinvenuto un miliario indicante l'82esimo miglio dal capoluogo isolano. Percorrendo la strada verso il fiume Tirso si incontrava l'81esimo miglio a Prano Maggiore e l'80esimo a Sappa, Frida, Manizia, prima di giungere a Foro Traiani. In località Prano Maggiore, parallelamente alla strada provinciale 23, è ancora possibile ammirare 2 tratti dell'antica strada, che percorreremo nel video dedicato alla città di Fordongianos. Saludos!